Diventa una mostra allestita sino al prossimo 4 gennaio al piano terra del San Bassiano la suggestiva sfilata che ha visto modelle d'eccellenza, donne malate di tumore, affiancate da donne della società, politiche, imprenditrici, dipendenti di enti, giornaliste, infermiere e dottoresse. Lo scorso 29 giugno la piazza degli Scacchi di Marostica si era trasformata in una passerella di colori ed emozioni, di forze e lacrime, di sorrisi e passioni, di sguardi e abbracci dell'anima, grazie all'iniziativa promossa dall'Associazione Oncologica San Bassiano Onlus. Da oggi quei volti regali orgogliosi dalla dolcezza unica si possono ammirare appena si varca la soglia dell'ospedale di Via dei Lotti. Abbiamo voluto fare la mostra proprio qui in ospedale per dare un messaggio di speranza anche a tutte le persone che entrano, magari sono all'inizio di un percorso di malattia. Noi ci occupiamo della parte più scientifica, più tecnica, e quindi cerchiamo di far funzionare bene il nostro servizio di oncologia. Le associazioni e la San Bassiano in particolare ci aiutano a dare quel qualcosa in più, ad aprire anche orizzonti che sono qualche volta inesplorati, che sono anche al di fuori del sapere medico. Quel qualcosa di più che è esploso durante la sfilata e che continua ad esplodere dai volti delle 46 regine rock immortalate da Sara Lando.